Buongiorno a tutti e bentrovati alla Cucina del Cuore. Come già qualcuno di voi saprà, io sono Laura, lo dico perché molti non sanno come mi chiamo, quindi io sono Laura e sono una ragazza siciliana e appunto perché sono siciliana oggi vi proporrò una ricetta che adoro: le cassatelle siciliane con la ricotta. Molti dicono che è un dolce di carnevale, ma io l'ho sempre mangiato a Natale e quindi ve lo voglio proporre anche oggi. Vi dico subito quali sono gli ingredienti così possiamo iniziare con la ricetta. Hallo und herzlich willkommen in die Küche des Herzens. Mein Name ist Laura, ich bin 34 Jahre alt und heute will ich euch vorschlagen eine sehr leckere, typische sizilianische Rezept. Die Cassatelle Siciliane. Ich sag sofort, welche Zutaten brauchen wir für dieses Rezept. Due tuorli più un uovo intero, 500 g di farina, 200 g di zucchero semolato, mezza boccettina di aroma all'arancia, un po' di estratto di vaniglia, scorza grattugiata di un limone, mezzo bicchiere di latte, mezzo bicchiere di liquore all'anice, 50 g di burro, 400 g di ricotta, 60 g di gocce di cioccolato, 160 g di zucchero semolato. Mettiamo nella nostra planetaria tutta la farina, lo zucchero, le uova, il burro, la scorza grattugiata del nostro limone, il nostro aroma all'arancia, ce la farò se si apre, io ne sto usando solo mezza boccetta, e un pochino di estratto di vaniglia e impastiamo. Ovviamente possiamo anche impastarlo a mano, ma io preferisco farlo con la macchina perché mi piace ottenere quel composto liscio e omogeneo. Una volta che abbiamo fatto amalgamare i primi ingredienti, aggiungiamo tutto il latte e poi poco alla volta l'anice. Se non avete il liquore all'anice potete benissimo sostituirlo o con mezzo bicchiere di vino bianco o con mezzo bicchiere di martini. Se dovessimo vedere che il nostro impasto è troppo duro, aggiungiamo un goccino di liquido o di latte, meglio di latte. Se invece vediamo che è un po' più morbido come adesso da me, aggiungiamo un po' di farina. E continuiamo a impastare su un piano da lavoro. A questo punto abbiamo il nostro panetto, lo mettiamo a riposare in frigorifero per una mezz'oretta. Nel frattempo occupiamoci di preparare la nostra ricotta, di condire la nostra ricotta con lo zucchero. Per prima cosa prendiamo la nostra bowl con la ricotta, andiamo ad inserire lo zucchero e mescoliamo per bene con una frusta. Dopodiché la andremo a setacciare e poi andremo ad aggiungere le gocce di cioccolato. Mi raccomando, non usate il cioccolato a scaglie, altrimenti in cottura si andrà a sciogliere il cioccolato e poi avrete una ricotta tutta marrone. Se invece utilizzate le gocce di cioccolato, quelle adatte da mettere in forno, gocce di cioccolato qualsiasi, non si verificherà questo e andrete a trovare il ripieno bianco e con le scaglie di cioccolato.
io direi di condire la ricotta a come a noi piace. Per esempio, in origine questa ricetta prevede l'uso della cannella nella ricotta. Per chi ha già seguito i miei video sa che noi non apprezziamo tantissimo la cannella e quindi l'andrò a fare senza, però a chi piace può aggiungere un po' di estratto di vaniglia oppure della cannella, che ci sta benissimo. Per me in questo modo zucchero e cioccolato è pronta e andiamo a riprendere il nostro impasto per andare a formare le nostre cassatelle. A questo punto mettiamo da parte la nostra ricotta, andiamo a prendere circa 1,5 cm di impasto, così, e ricopriamo di nuovo con la pellicola, non la lasciate mai all'aria aperta. Mettete un pochino di farina in questo modo e andate a sfogliare con una sfogliatrice. Se non ce l'avete lo potete tirare pure a mano, non è un problema. Prima la passate a uno spessore più spesso e poi la stirate ancora per uno spessore di circa 3 mm. La posizioniamo qua e andiamo a ricavarci le nostre forme. Io andrò a utilizzare un coppapasta del diametro di 11 cm. Andiamo a accoppare il restante impasto, ce lo mettiamo da parte e lo utilizzeremo alla fine, sempre coperto con pellicola trasparente, per andare a formare gli altri dischetti. Con l'aiuto di 2 cucchiai andiamo a riporre un po' di ricotta al centro dei nostri dischetti. Con l'aiuto di un pennellino andiamo a bagnare metà lato del nostro raviolo e andiamo a richiudere a mo' di mezzaluna. State attenti a non fare prendere aria. Proseguite così con tutte e poi con la parte dentellata andate a fare un disegnino. Continuerò così con tutti e quando sono pronti vi faccio vedere come si vanno a friggere. Questi cassatelle siciliane sono ottime, se volete potete, io ne sto facendo mezzo chilo perché ne friggerò una quindicina e poi il resto lo andrò a mettere così in una placca da forno belli larghi l'uno tra gli altri e lo andrò a riporre in congelatore. Una volta che saranno congelati li andrò a mettere negli appositi sacchettini per andare a congelare e li lascerò lì a 15 e 15, a 20 e 20. Ogni volta che vi serviranno, avrò degli ospiti improvvisi, li andrò a prendere e li andrò a friggere da congelati. Ed è un'ottima idea per avere sempre qualcosa a portata di mano, visto che ci sono queste feste di mezzo, magari parenti, amici vengono all'improvviso, andiamo a prendere quel sacchettino dal congelatore e lo mettiamo subito a friggere e poi lo serviamo ben caldo. Continuo con gli altri e ci vediamo dopo. Abbiamo formato le nostre cassatelle, adesso non ci resta altro che andarla a friggere.
a 180 gradi con olio di semi di girasole, 180 gradi per un paio di minuti, basteranno 3-4 minuti. Per vedere se l'olio è pronto vi insegno un trucchetto: andate a prendere uno stecchino, andate a immergere nell'olio, se comincia a fare le bollicine significa che l'olio è a temperatura. Immergeteli pochi alla volta, così da non andare a cambiare la temperatura dell'olio. Abbiamo finito di friggere le nostre cassatelle, adesso non facciamo altro che andare a mettere sopra dello zucchero a velo e lo andiamo a posizionare su un piatto da portata. Adesso non ci resta che andarlo ad assaggiare. È buono buono. Questa ricetta è una ricetta antica, me l'ha data mia mamma. Comunque, buonissime. Ragazzi, vi consiglio di rifare la ricetta, di metterli in congelatore, farne di più, metterli in congelatore come ho fatto io, e al bisogno lo andiamo a prendere. Che dire, per quanto riguarda questa video ricetta è tutto. Se vi è piaciuta iscrivetevi al canale e mettete mi piace, e alla prossima video ricetta dalla cucina del cuore. Ciao!